Attenti al lupo a Marostica. Nella canzone si dice che c'è una casetta piccola così, qui in realtà siamo in via Panica, di casette ce ne sono tante, abitate da persone spaventate dall'avvistamento di ieri di un lupo che scorazzava liberamente proprio nella zona qui, alle mie spalle. C'è stato un tam tam di condivisioni, di visualizzazioni di un video che segnalava la presenza di questo animale selvatico qui per la prima volta a pochi metri dal centro storico di Marostica. Sono stata spaventata. Lei abita proprio dove è passato il lupo? Io, dove è passato per andare a casa, passo di là. Sicché adesso mi sento di essere anche un attimo disorientata. Devo dire che subito ci siamo stupiti del fatto di avere un animale selvatico anche di tali dimensioni così vicini al centro storico. Subito ci siamo attivati avvisando la polizia locale e al comando carabinieri della stazione di Marostica la problematica e sono partiti i controlli di verifica sul territorio comunale. Attualmente non ci sono ulteriori segnalazioni. Voglio ringraziare Ferdinando Ravello di Rete Veneta perché ha fornito all'amministrazione un fermo immagine in alta definizione del lupo mentre svolta all'interno della via. Probabilmente è dovuto alle forti nevicate di quest'inverno che ha abbassato, diciamo, la quota di dove il lupo va a cibarsi per trovare appunto alimenti.